Qui in Veneto viviamo di 20.000 contratti a tempo determinato nel sistema dell'istruzione pubblica ed è gravissimo non poter garantire stabilità alla scuola, qualità alla scuola, ma non poter garantire anche una progettazione di vita personale e lavorativa. Ed è difficile quella personale perché sono 4 mesi che molti di questi precari stanno attendendo lo stipendio. È una cosa vergognosa perché io credo che ogni mattina un docente debba accendere l'auto per raggiungere il posto del lavoro, coscientemente, indipendentemente dal proprio salario, farlo al meglio, ma questo non avviene come corrispondenza a un salario. Avviene perché effettivamente c'è questa parte, questa buona volontà, questo senso di responsabilità per intraprendere una carriera come questa, una professione come questa che è mossa, potrei dire, esclusivamente dalla passione, perché effettivamente il guadagno è così poco insicuro che ci preoccupa e lo stiamo difendendo.